Oggi è un giorno molto importante per noi perché ci piace poter ricordare l'assenza raccontando la presenza di Bruno con quelli che sono i suoi, diciamo così, sono stati i suoi ruoli più forti: l'amicizia, l'empatia, la leggerezza, la concretezza nel lavoro, l'amore dell'arte, della musica, dello spettacolo, la grande disponibilità che aveva con gli amici, con tutti gli amici, con nessuna preclusione di classe o di livello. E quando il giorno del suo funerale, un anno fa, abbiamo visto quella moltitudine di persone che erano presenti a quel funerale, la famiglia ha pensato che non potevamo lasciare nel ricordo la figura di Bruno, era necessario poterla mantenere nel racconto affinché potessimo convivere con gli altri aspetti importanti della figura di questo ragazzo, che per noi è stato uno splendido figliolo, ma che ci ha insegnato tanto dalla vita e l'amore in particolare. Grazie ragazze. La cosa più bella che io ogni tanto penso quando ricordo mio figlio è la grande quantità di affetto che ha lasciato in tutti, grandi e piccini. Stasera c'è una varietà enorme di persone, da persone di una certa età, giovani, adulti, bambini. Tutti hanno avuto qualcosa da Bruno e Bruno sicuramente ha seminato qualcosa in loro e vedremo nel tempo cosa riusciremo a portare avanti, al di là di quello che già l'associazione di cui vi avrà parlato sicuramente il presidente, l'amico Beppe Mazza, in un anno, quindi una società appena nata, un'associazione appena nata, se vogliamo, ha prodotto veramente tanto.